un violento maltempo si è abbattuto poco fa, poche ore fa, sulla Germania. La gente ha dichiarato che non era grandine ma bensì proiettili oppure palle da golf che cadevano dal cielo, distruggendo quasi tutto quello che colpivano. In effetti già stamattina avevo detto che una cellula temporalesca stava avanzando e dovrebbe arrivare anche in Italia. Quindi per ora sta in Germania. Molte persone sono state ferite, diciamo, da questa grandine gigante. Difatti l'hanno chiamato come proiettili, addirittura di un diametro di una palla da tennis. Quindi immaginiamo. Ciao Alessandro. La gente è dovuta. Sono chiuse le indagini, se lo vuoi sapere. È terminata. Sì, sì, Conte, sì. In effetti sono state chiamate 120 volte, diciamo, i vigili del fuoco, quindi un casino esagerato, perché le dimensioni, diciamo, della grandine hanno spezzato anche i rami degli alberi e quindi volavano di tutto al volato, in effetti rami, foglie sull'autostrada, i vetri delle case sono andati diciamo in tumi, un casino comunque c'è stato. In effetti già stamattina io lo avevo detto che una violenta cellula temporalesca stava sull'Europa e doveva, ciao le news. Eh no, ha dato che il nord arriverà a nord, ha detto, non si sa preciso se arriva o no, ma comunque grande, gigante, quindi una palla da te, diciamo da tennis, mi immagino se ti va in testa che ti combina. Quindi diciamo è stata una cosa, l'hanno definita apocalittica, quindi diciamo 320 chiamate ai vigili del fuoco, quindi un casino proprio. Tutti i rami degli alberi diciamo, sono stati spezzati, giustamente anche le finestre e quindi diciamo un casino proprio in effetti. Sì, sì, ma è stata proprio una cosa, guarda, non posso mettere le immagini per motivi di, lo sai, di copyright, quindi non lo posso fare. Quindi posso dirti che le foto che ho visto sono pazzesche, guarda, ci sono proprio vetri rotti, macchine col buco proprio, come si fa il cofano di una macchina a fare un buco, dimmi. Cioè, io per motivi di copyright non posso mettere queste foto che vedo, però vedere dei buchi su un cofano di un'auto dà un po' di grandine. Diciamo non è tanto normale, almeno credo. Non l'ho mai visto fino a mo' qua a Salerno, perlomeno ho visto la grandine, ma non fare questo. In Germania pure ci sono stato, meno male che non l'ha fatto quando ci stavo io, quindi hanno chiamato palle di grandine gigantesche, così l'hanno definita. Non lo so, ma ti dico, Palestina non lo so. So che dovrebbe arrivare al nord. Hanno detto 14-15 diciamo, di giugno verso il nord, quindi c'è un Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige. Penso che siano questi come nord, in effetti, il confine, quindi sono queste qua, Val d'Aosta. Quindi dovrebbe arrivare questa. Eh sì, se è una cosa di una palla di tennis ti fa di grande ti va in testa, mi immagino che puoi anche rischiare di rimanerci. Difatti il casino è avvenuto perché le macchine, le auto sono scappate, diciamo, dall'autostrada, perché improvvisamente è arrivata sta cosa e tutti quanti i vetri che si rompevano e tutto e uscivano fuori dall'autostrada per cercare di ripararsi. Quindi il casino è stato anche causato da questo, quindi allora stammi a sentire. Roberta De Lellis, ti ho bloccata già 50 volte, continuo a scrivere. Ti posso garantire che la storia fra me e te è terminata.
nata. Credici, stavolta è la volta buona. In tutte le volte sempre ti ho detto che ti andava bene, ma stavolta la briola è finita. Ti dico una cosa, stai brutta nelle foto, eh. Quindi sei anche scata, quindi pensa un po'. Quindi non stai tanto male, bene sulle foto. Comune di Agropoli. Allora, signora Roberta, che in realtà sei la briola. Te l'ho detto, è terminata. Fra pochi giorni verranno. Quindi finiscila. Cerca di salvare il salvabile, come si dice a Salerno. Quindi ragazzi, a parte questo, ma no Francesco, non credo che sia la fine del mondo, diciamo. A parte questo, pensa che sono cose, fenomeni che stanno peggiorando, questo credo io. Quindi in effetti non credo che sia l'Apocalisse, non credo che sia queste cose qua, credo che il clima sta peggiorando, questa è la cosa. Purtroppo, come dici tu, l'uomo ha distrutto il pianeta, questo è verissimo. Quindi il fenomeno si sta peggiorando, quindi più avanti si andrà, peggiorerà la situazione. Quindi quella è la cosa che sta succedendo, diciamo. Ma non è l'Apocalisse oppure queste cose così. Quindi, diciamo, questa grandine ha fatto molto paura in Germania, ragazzi. Quindi, poche ore fa ha colpito la Germania. Quindi, penso che a breve colpirà anche il nord Italia, come avevo già previsto. Noi avevano previste, diciamo, i meteorologi, diciamo, in effetti. Quindi, speriamo che cambia direzione. In Germania comunque ha fatto già il suo, quindi credo che ora riuscirà. Di dove sei? Naves, di dove sei? Qua fa un caldo che è pazzesco comunque. Allora, signora Roberta De Delis, ti torno a ripetere, fra me e te. Ah, ok, non ci sta nulla, puoi scrivere quante volte vuoi tu, io non ti rispondo, va bene? Sei pregata di andare via al canale, grazie. Cambia canale, non voglio averti tra i miei iscritti, gentilmente. Quindi è inutile scrivere, scrivere, scrivere. Ti ho bloccato già un sacco di volte e ancora che continui a dare fastidio. Gentilmente vai via. Allora ragazzi, non la pensate a questa signora che scrive qua sotto, pensate ad altro. Quindi fate attenzione in questi giorni, 14 e 15 di giugno, perché colpirà il nord. Non so ragazzi preciso che parte, però sicuramente dicono con i confini e quindi io posso pensare Val d'Aosta, Lombardia, Piemonte e diciamo forse Trentino Alto Adige, saranno queste diciamo le quattro regioni forse più a rischio, non credo che si spingerà molto più giù, quindi fate attenzione. A Torino ci sono stato, guarda, Nives, io ho fatto un sacco di fiere lì. Quando sono stato io faceva sempre caldo, i murazzi proprio sono sciagliato io, i giardini reali. A Torino la conosco Piazza Castello come Salerno, ti giuro, la conosco a memoria. Allora vado in questura signora e vado a denunciarla, non mi importa a me. Sì, io lavoravo diciamo col proprietario che fa Amsterdam Chips, Nives, penso che lo conosci tu. A Torino è molto conosciuto Amsterdam Chips, la patatina diciamo olandese. E non lo so, io leggo Nives Bussi, non lo so, dico così, non lo so che è Torino oppure così. Comunque a Torino ci sono stato, Piazza Castello,
diciamo 5 anni sono stato lì, quindi sì, ma pure io, io stavo, sai dove stavo io? In effetti, io lavoravo alla stazione di Porto Susa, in effetti, ho fatto 30 giorni. Poi andavo a Carmagnola a dormire, prendevo stesso il treno e andavo a Carmagnola. Poi sono stato in effetti a Collegno, quindi ho girato tutta Torino, Naves, quindi conosco a memoria. Ho fatto i giardini reali, Parco d'Oca, tutto ho fatto lì. Ho fatto i Murazzi. Sì, lì sta la sagra del peperone, Naves, a Carmagnola. E la mia azienda è di Rosta, Rosta, Sant'Antonio di Ranverso, a Rosta. Quindi penso che la conosci la zona, quindi Piazza Castello, tutti... Ma te l'ho detto, è come Salerno, la so a memoria. Solo che il problema a Torino è... sì, è spostarsi perché mentre da Collegno deve andare a Torino Centro, non è che come qua che io scendo e ci metto 5 minuti per arrivare a Salerno Centro, capisci? Difatti in Salerno ce ne vuole. Quindi è un casino perché è grande. Poi sono stato a Cuneo, tutte... Sì, sì. In effetti ho girato quasi tutta l'Italia, diciamo, in particolare il nord. Quindi ragazzi un saluto e se ci sarà qualche cosa di meteo sull'Italia farò subito un aggiornamento, una live subito. Per il momento posso solo dirvi che fa caldo, questo è. Ma guarda, io da Carmagnola per arrivare lì è un casino, guarda, io arrivo a Portasusa, Carmagnola, stava quel treno di giuro Naves che ogni volta si bloccava e puntualmente alle 9 di sera stavamo per ritornare e si bloccava. È un casino proprio, proprio Porta Nuova è più vecchia di Porta Susa, però perlomeno è più efficiente, perlomeno da quello che è capitato a me, preferisco più Porta Nuova che Porta Susa, per la verità. No, ma Porta Susa è bella esteticamente e tutto, però ti posso dire che è più efficiente Porta Nuova. Ciao ragazzi, buona serata, arrivederci.